Sampdoria kommt zu spät. Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming and see the Und Pele. Abgeglichen Klo, von Seite gespielt zu Johann Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Bentrovati nell'anteprima di Football B-Side, l'altro lato del calcio. Tra poco conosceremo il primo ospite, ma prima chiacchieriamo con colei che lo conosce molto bene. Si chiama Giovanna. Ciao Giovanna, bentrovata. Ciao. Parliamo di questo personaggio che tra poco ci verrà a trovare e che aprirà ufficialmente la nuova puntata della nostra trasmissione. È un tipo solare o è un tipo taciturno, un tipo che più di tanto non si sforza nel fare le cose? No, è un tipo solare, ma solo con chi lo conosce bene. Quindi ritiene l'amicizia uno dei punti fondamentali un po' delle sue emozioni personali. Sì, è uno dei suoi principali punti importanti. In che occasione vi siete conosciuti? Tanti anni fa. Io ero molto piccola, 14enne, amica di un cioè sorella di un suo amico, e lui ne aveva 20. Ma Quindi lui quando ti ha conosciuto ha pensato che veramente potevi diventare la sua compagna di vita? No. Quindi poi No, il in percorso quel- l'avete sì. costruito anno dopo anno? Ci siamo persi di vista per un po' e poi ci siamo ritrovati quando Ed è stata già la io ero volta più buona. grande, sì. Sei contenta di avere questo personaggio che tra poco conosceremo accanto? Sono felice di avere questo personaggio accanto. Benissimo, allora siamo veramente molto curiosi tra poco di conoscerlo. Io ti ringrazio Giovanna, sei Grazie stata a molto te. chiara, Grazie. molto diretta e sicuramente ci sarà molta curiosità nel conoscere appunto il nostro ospite. Grazie Giovanna. Grazie. E allora a questo punto rimanete con noi perché tra poco, dopo la sigla, conosceremo subito il primo ospite di Football B-Side. Apriamo ufficialmente la nuova puntata di Football B-Side. Poc'anzi abbiamo conosciuto Giovanna e adesso conosciamo il nostro ospite Pierpaolo Alderisi. Ciao Pierpaolo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Questa è una trasmissione dove noi non parliamo di calcio, parliamo di tutto tranne che di calcio, perché è uno spunto per conoscere un po' le personalità di coloro che ci vengono a trovare, che hanno a che fare indubbiamente con lo sport del calcio. Ti anticipo subito che
nella nostra scenografia abbiamo inserito volutamente due oggetti che poi sono anche fondamentali per la nostra trasmissione, un mappamondo ed un telefono, un po' datato come vedi, però ci può anche stare. Carino. Saranno spunto anche per alcune domande che ti formulerò dopo, perché D'accordo. adesso te ne faccio altre, ed inizio subito chiedendoti cos'è per te la felicità? La felicità è vivere il momento, saper stare dentro il momento, senza pensare al passato, senza cercare di intravedere il futuro e saper stare con equilibrio e con tutto te stesso dentro l'attimo che stai vivendo. La felicità l'hai subito trovata nella tua vita oppure insomma è passato un po' di tempo? No, devo dire che insomma non ho mai fatto questo genere di ricerca perché essendo sempre concentrato sul momento che sto vivendo non mi sono dato mai questo pensiero. È chiaro che la felicità nasce anche dal rapporto che costruisci all'interno della tua famiglia, probabilmente, no? Assolutamente, ma dal quotidiano nel quale ti impegni e sei così impegnato che riesci a provare felicità e gratificazione per quello È che una fai. felicità che riesci a trasmettere anche alle persone care? Mi dicono di sì, mi dicono che ho un'influenza positiva rispetto agli altri, anche se diciamo non ho un carattere molto espansivo, perlomeno ce l'ho con le persone giuste. Ma questa felicità è una forma anche di equilibrio personale? Assolutamente, assolutamente, cioè il fatto di stare bene con se stessi e stare bene con se stessi nei momenti che vivi, quindi ti ripeto, senza pensare a cosa è stato ieri né pensare a cosa potrebbe essere Anzi, domani. guardando avanti soprattutto. Assolutamente, ti permette di stare nel momento e di provare quella che io ritengo sia la felicità. Senti Pierpaolo, conservi ancora i tuoi libri di scuola, i tuoi quaderni, il tuo diario? Sì, sono da questo punto di vista tutti questi cimeli, tutte queste memorie memorabilie le conservo tutte. Ma le conservi gelosamente che nessuno le può vedere oppure sono facilmente raggiungibili anche dai tuoi No, figli? mi piace, sono messe, le raccolgo tutte, le ho raccolte tutte in un baule che tengo in garage e immagino fra 50 anni Sei qualcuno... tentato di andare a vedere qualcosa? Ma ogni tanto ci vado e ritrovo, giusto per fare un viaggio fra le cose belle del mio passato e immagino che qualcuno fra 50 anni, fra 60 anni, quando non ci sarò più, trovando questo ma baule... questa voglia di conservare insomma, questo materiale è probabilmente nata tantissimi anni fa, sì. quindi eri già mentalizzato nel costruire il ricordo della tua gioventù anche dopo 50 anni. Sì, più che altro attraverso un oggetto conservare la gioia di un momento, ecco, sì, da questo punto di vista, fin da quando ero piccolo ho sempre, diciamo, conservato molti cimeli. Ecco. Perfetto. Qual è la tua passione oltre al calcio che ti coinvolge di più? Ma guarda, Ettore, ne ho tantissime, mi piace molto la musica, sia ascoltarla che suonarla nel mio piccolo chiaramente, cioè, ho imparato da autodidatta a suonare degli strumenti e quindi ogni tanto mi diletto, ma chiaramente solo per puro divertimento personale. Mi piace leggere, mi piace ogni tanto scrivere, mi piace la fotografia, il buon cinema. Insomma, ci sono parecchi Sì, argomenti. E poi vabbè, chiaramente stare con gli amici che ritengo una passione importante. Assolutamente, anche perché sono quelli che ti costruiscono la quotidianità. Esatto. Quindi abbiamo detto che hai la capacità di spaziare a 360 gradi dalla fotografia alla ricerca di emozioni musicali. Assolutamente, per me la musica è molto importante, insomma, è anche la conoscenza della musica, sia Chiaro. come farla e poi anche una conoscenza a livello di quello che ascolti, no? Spaziare veramente tanto. Mi voglio collegare un po' alla musica perché la prossima domanda probabilmente si avvicina anche un po' ai tuoi gusti musicali, perché dice: torneresti agli anni '80? Attenzione però, rifaresti tutto nella stessa identica maniera? Sai, ogni tanto me la faccio questa domanda, perché poi giustamente quando diventi grande ti guardi anche un po' indietro e devo dire che sono assolutamente contento di tutte le scelte che ho fatto, le rifarei e insomma non ho alcun tipo né di rimorso né di rimpianto. Anni '80 forever?
Non sono un nostalgico, ecco, come ti dicevo mi piace stare nel Sì, momento però guarda che tu vivo. conservi tutti i diari e quindi insomma un po' di Assolutamente, nostalgia certo. del tuo animo esiste. Sono stati anni molto particolari, sono stati anni particolari, anni di spensieratezza, dove sono nate tantissime correnti culturali, letterarie, musicali. Sono stati anni molto floridi, a colori, anni a colori. Sì. Quindi rifaresti tutto quello che hai fatto negli anni '80 Assolutamente. anche adesso, se dovesse con una macchina del tempo il Sì. tuo corpo tornare indietro. Sì, devo dire che sono stati anni molto, molto spensierati per me, quindi sì, ritornando indietro rifarei le stesse cose. Voglio parlare dei due oggetti che abbiamo qui in scena ed iniziamo con il mappamondo, fonte inesauribile di fantasia, di viaggi e soprattutto anche di emozioni che può regalare appunto un viaggio. Qual è il posto dove ti piacerebbe andare e che magari forse non ci sei proprio stato ancora? No, ho l'idea di un viaggio, il viaggio dei miei sogni è quello di poter percorrere in autonomia la Route 66 Est-Ovest negli Stati Uniti. e fermarmi ad osservare tutte le bellezze. È un viaggio lunghissimo. E ci vogliono almeno 20-25, per questo è il sogno della vita, È un il viaggio lunghissimo. dei miei sogni. Perché... Però questo viaggio viene sempre identificato come un viaggio in solitario. E questo mi pare un po' difficile, insomma, anche perché sono emozioni che mi piacerebbe Vivere con tutta la tua famiglia, Esatto, magari sarebbe in una bello. macchina anni 50 americana. Però Quindi sarebbe questo bello. viaggio è un po' il viaggio che desideri fare ed è un obiettivo prossimo oppure ancora rimane nella scatola dei tuoi sogni? Guarda, come priorità intanto c'è Disneyland, perché avendo bambini piccoli Certo. è una tappa obbligata, poi se ce la facciamo, insomma, resta un mio obiettivo, questo, un sogno, un piccolo sogno, Mai dire mai. assolutamente. E allora a questo punto guardiamoci questa bella clip che un po' racchiude questo percorso da est ad ovest negli Stati Uniti d'America. Da est a ovest con questa strada che è una strada leggendaria. E questa la meta preferita di Pierpaolo Alderisi.
Una strada lunghissima, una strada che sicuramente regala tantissime emozioni. In molti l'hanno fatta, questo è il sogno di Pierpaolo Alderisi. Pertanto organizzati, la macchina chiaramente l'affitti negli Stati Uniti, perché La non mi macchina sembra la proprio il prendo caso là. di portarla dalla tua terra italiana. Ci vuole una macchina adatta, o perché no, una bella Harley, ma poi mancano solo i soldi, a quel punto ci penseresti tu eventualmente. Sì, beh, assolutamente, potrei contribuire a regalarti questo sogno. Il prossimo riguarda comunque questo telefono, perché il telefono è sempre fonte di notizie positive e di notizie negative. Qual è la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Ma guarda, non sono uno che ama attendere gli altri, nel senso cerco di farmi il mio percorso, se parliamo chiaramente dell'ambito professionale, quindi non c'è in effetti una telefonata. Come ti dicevo, sono molto concentrato sul presente, su quelli che sono i miei obiettivi oggi, quindi fra virgolette, le mie occupazioni oggi. Quindi non c'è una... Però riflettendoci a fondo, forse una telefonata che so che non potrò ricevere mai e che mi farebbe piacere ricevere è quella di mio padre, e che non c'è più, e che mi farebbe piacere parlare con lui e sentire ancora la sua voce. Tutti abbiamo una voglia matta di poter sentire di nuovo la voce dei nostri genitori. Comprendo il tuo pensiero e la tua emozione. La telefonata invece che ti è arrivata e che era una brutta notizia, in quel caso come hai vissuto quel momento? Riguarda sempre questa sfera qui, insomma, purtroppo sono cose che fanno parte della vita. Da questo punto di vista cerco di mantenere un po' di distacco, un po' di razionalità, perché purtroppo sono telefonate che toccano a tutti, è toccata anche a me, e sono momenti veramente difficili, bui e molto duri. Sì, sono dei momenti che probabilmente poi ti segnano anche il percorso dei tuoi anni successivi. È inevitabile, Chiaro. ma anche questo ci fa crescere, ci fa evolvere. Ci fa evolvere, è vero. Quindi come potete ben notare, questa trasmissione nasce proprio con l'intento di riuscire a regalare emozioni anche a chi ascolta. Chi le sta raccontando in questa maniera sono sicuro è veritiero, perché raccontare l'intimo è sempre molto difficile. Chi lo fa perché è intelligente, perché probabilmente raccontandolo riesce a creare emozioni anche a chi l'ascolta. Assolutamente, riesce anche un po' ad esorcizzare proprio quei momenti difficili, perché tante volte è bene esternare le cose, non tenerle dentro, soprattutto quando riguardano attimi e situazioni complicate. Certamente, tenendo presente tra l'altro che noi conosciamo soltanto il lato sportivo dei nostri ospiti, pertanto quando riusciamo a carpirne invece le emozioni personali scopriamo probabilmente l'altro lato della persona. Ma ogni persona è un universo, se ci È pensi, vero. al di là di quello che fa noi non siamo quello che facciamo, siamo persone ben oltre le nostre attività, i nostri lavori, i nostri mestieri. Pierpaolo, siamo quasi in conclusione, lo facciamo come al solito con la tua canzone, in questo caso la tua canzone preferita, qual è? Io ho scelto La cura di Battiato perché credo che sia stato un personaggio, insomma, che ha dato tantissimo non solo alla musica, è un personaggio di una sensibilità straordinaria, di una cultura straordinaria, e che credo meriti molti più tributi di quanti ne abbia avuti in vita. Ma questo personaggio e questa canzone è legata in modo particolare ad un evento che ti ha visto protagonista? No, però mi piace ricordarla perché è una canzone, secondo me, parla dell'amore ma in senso universale. La può interpretare come il figlio che la canta al genitore, o il genitore che la canta al figlio, o l'amato che la canta all'amata, insomma parla dell'amore universale. E non è facile racchiudere questo concetto così grande dentro una canzone, e qui sta la grandezza di Battiato. Infatti il messaggio della canzone è forte, perché va dritta al cuore. Va dritta al cuore perché oggi è anche complicato poche sono le persone che sanno prendersi cura di qualcuno, e quindi lì c'è il messaggio dell'amore universale. La canzone aiuta in questo caso, no? C'è il testo di una canzone come se raccontasse un po' la propria personale esistenza. Assolutamente.
Bene, allora a questo punto io ti ringrazio. Io ringrazio te. È stato un piacere averti ospite qui a Football B-Side. Per me è stato un piacere esserci e vi seguo sempre con grande attenzione. A questo punto ci guardiamo la clip proprio con la canzone La cura di Franco Battiato, la canzone preferita di Pierpaolo Alderisi. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te. Di te. Di te. La bella canzone di Franco Battiato, La cura, la canzone preferita di Pierpaolo Alderisi. E adesso subito conosciamo Daniela, che ci presenta il secondo ospite che tra poco ci verrà a trovare qui a Football B-Side. Ciao Daniela. Ciao. Da quanto tempo è che conosci questo ospite che tra poco conosceremo? Esattamente 23 anni. E sono tanti? Tantissimi. Praticamente Eravamo una vita. Eravamo bambini, avevamo io 16 anni e lui 17.
Era un amore sbocciato a prima vista? Diciamo che è stato un amore e odio inizialmente. Addirittura, da parte mia, raccontaci, questa cosa ce la devi raccontare, in che senso? Nel senso che comunque lui, noi frequentavamo lo stesso lido. Sì? E comunque lui era ambito un po' da tutti, no? Lui giocava Era un già a belloccio, calcio, era un belloccio, giocava a era un calcio, quindi belloccio. si sentiva un po', era un po' sulle sue, ecco. E quindi? E quindi da Appena lì, ti ha da visto me- oppure appena tu lo No, hai inizialmente visto? sono stata io, diciamo a fare il primo interessarmi, ecco, di questa cosa, ma lui non si è Disdegnato. esatto, esattamente. Ho capito, poi dopo è nato un amore, Sì, è nata una sicuramente famiglia. sì, una famiglia. E qual è il suo pregio più importante? L'onestà. Che lo accompagna sempre anche e soprattutto Sì. con la propria famiglia? Sì, sì, È molto orgoglioso? molto. Ma molto. nel campo lavorativo oppure anche nella quotidianità della propria famiglia? Diciamo nella quotidianità della propria famiglia, no? In ambito lavorativo no, diciamo che È più malleabile. Esatto, è più malleabile, sì. Cosa non ha fatto durante il matrimonio per te? Non c'è nulla che non ha fatto per me. Ha fatto tutto? Diciamo che ha fatto tutto, sì. Non c'è nulla che possa rimproverare, lui è un padre amorevole, una bravissima persona, sincera, come dicevo prima, onesta. Beh, Non sono ho qualità nulla da dire. importanti, eh? Sì, sì, sì. Sono 23 anni che stiamo insieme, quindi... È tutto dire. È tutto dire, sì, sì. Perfetto, ti ringrazio Daniela. Grazie a voi. Allora tra poco conosceremo il nostro secondo ospite qui a Football Beside, ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria e tra poco scopriremo il nostro secondo ospite. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro. Siamo veramente curiosi di conoscere il secondo ospite della nostra trasmissione, lo facciamo subito perché la sua compagna ce l'ha presentato in maniera molto chiara e diretta. Parliamo di Davide Ardizzone. Ciao Davide, ben Ciao trovato. Ettore, grazie. Allora Davide, come ho detto anche all'ospite che ti ha preceduto, questa è una trasmissione dove non si parla di calcio, dove cerchiamo di scoprire attraverso alcune domande un po' la personalità anche di chi ci viene a trovare.
personaggi che chiaramente sono legati al mondo del calcio. Come ho detto poc'anzi, abbiamo anche i soliti due oggetti fondamentali della nostra trasmissione, che sono un telefono, che come dico sempre io, molto datato, ma è volutamente datato anni 50, e questo mappamondo. Queste due saranno poi fonte per alcune domande che ti formulerò più tardi. Te ne faccio subito una, Certo. che è molto particolare. Alcune scelte importanti che ti hanno segnato nella tua vita, le hai prese da solo oppure hai chiesto consigli? Beh, devo dire che i consigli li ho sempre chiesti, ma ho sempre fatto di testa mia. E poi le scelte più importanti in vita mia sono state soprattutto legate al calcio, perché... Chiaro, indirettamente poi dopo... E devo dire che quasi sempre ho sbagliato. Ecco, ma nel caso, mettendo da parte il discorso sportivo, alcuni fatti della tua vita poi alla fine sono stati costruiti anche attraverso consigli Sì, sicuramente. di persone care? Sicuramente non sono un presuntuoso che sì, quello che penso io è sempre la cosa giusta, ma non è così. Consigli soprattutto in famiglia, mia moglie, mio papà spesso, che mi ha accompagnato spesso in tutte le mie avventure. Insomma, avevi dei riferimenti Sì, sempre. che poi ti sono serviti per Assolutamente, sì. costruire un po' anche il tuo percorso di vita? Sì, assolutamente sì. Il sentimento dell'odio verso alcuni momenti della tua vita ha fatto parte della tua crescita personale? Attenzione, perché l'odio indirettamente alcuni momenti serve per essere ancora più determinati, credo. Sì, non è un sentimento che provo spesso, però sicuramente a volte succede. E capita, sì, sicuramente. E in questo caso, quando insomma, te lo sei visto di fronte, qual è stata la tua reazione immediata nei confronti appunto di questo, chiamiamolo, sentimento? Quello sicuramente di reagire, di affrontare la cosa in modo di combattere quest'odio soprattutto. Ma è capitato che qualcuno invece verso di te abbia avuto questo sentimento e che ti abbia dato anche un po' fastidio? Forse proprio odio non direi, magari un po' di invidia a volte in qualche cosa, però... Beh, quella succede un po', Sì, però fastidio, ognuno diciamo prova quello che vuole, ma io vado sempre dritto per la mia strada. Determinato. Sì. Il tuo matrimonio l'avevi sognato così? Come effettivamente è andato? Allora, diciamo che io e mia moglie preparavamo il matrimonio, poi c'è stato l'inconveniente e quindi non è andato esattamente come speravamo, però ho fatto in modo che in parte era diciamo quello che volevamo. Ecco, ma in questo caso non è che si è differenziato molto poi nel proseguo? No, è cambiato qualcosa perché l'unico rimpianto, non abbiamo fatto il viaggio di nozze ad esempio. Vabbè, c'è ma sempre perché tempo, ero in piena lotta playoff quell'anno con la Cicatena. E quindi giustamente hai Non fatto ho altre potuto. cose, hai Sì. fatto altre cose, però alla fine il tuo matrimonio è andato bene, nel senso che sì. comunque lo stai vivendo ancora Certo. in maniera solare. Certo, giorno 25 sono 15 anni di matrimonio, quindi, quindi? È ben 23 che stiamo insieme. Vi conoscete bene. Sì, ci Beh, conosciamo d'altra parte, bene, quando siamo l'abbiamo cresciuti conosciuta insieme. poc'anzi, abbiamo capito che ti conosce molto bene. Sì, assolutamente. Ti ritieni un tipo ordinato oppure nel tuo disordine sei ordinato? Diciamo nel mio disordine sono ordinato. E in questo caso tua moglie che dice? Ogni tanto si sentono le grida a casa, però sono stato sempre così, un po' disordinato. Di Però base. per me il mio disordine è il mio ordine, cioè io quella cosa la devo trovare lì. Non So che l'ho riesci a lasciata essere lì. No, razionale. razionale, no, assolutamente no. Quindi se ti capita di prendere una magliettina, poi la ributti dov'è, Sì, senza nessun e problema. la devo trovare là. Ho capito, va benissimo. Vabbè, queste sono caratteristiche spesso e volentieri anche di molti sportivi. Gli oggetti in scena, allora abbiamo detto del mappamondo e del telefono. Inizio subito con il mappamondo, che è fonte come al solito di emozioni, è fonte anche di viaggi, di emozioni appunto che fanno parte magari di un viaggio in compagnia o di un amico o di un amico, oppure nel caso della tua compagna. Qual è la meta che ti piacerebbe andare a visitare oppure che hai già visitato? No, visitato no, mi piacerebbe molto visitare l'Australia. Non c'è un motivo ben preciso, mi ha sempre
È distante l'Australia, sì, molto sono distante, circa 20, anche come mentalità. 22 ore di aereo. C'era un mio grande amico di infanzia che viveva periodi dell'anno lì, che il padre viveva lì. Scommetto che se ne era innamorato proprio anche lui dell'Australia. Sì, no? sì, assolutamente sì. E spesso mi raccontava e questa cosa mi ha sempre... Guarda, l'Australia è una terra veramente incredibile perché ha tantissime sfaccettature. Ha la grande metropoli, Certo. ha i deserti, che è quasi impensabile per un'isola, e quindi effettivamente è un viaggio di una certa quantità e qualità. Sì, sì, sicuramente. È un viaggio che farai prossimamente oppure lo hai preventivato? Magari potrebbe essere il tuo famoso viaggio di nozze che non hai mai fatto. Magari, magari. Benissimo, allora nel frattempo ci guardiamo proprio questa clip che ha a che fare proprio con l'Australia, il viaggio tanto desiderato di Davide Ardizzone. Viaggio che va fatto comunque sicuramente con tanta predisposizione a trovare e vedere posti impensabili. Sì. Non stai andando dietro l'angolo, pertanto sicuramente devi attrezzarti bene, anche mentalmente sicuramente, certo, no? Certo. Bene, bene. Altro oggetto che è presente all'interno della nostra scenografia, firmata da Salvo Campo, è questo telefono. Ti è mai arrivata la telefonata che non ti aspettavi che arrivasse? Penso di sì. Ci racconti il fatto? Sicuramente diciamo che ne posso raccontare una sempre a livello calcistico.
avevo 16 anni, mi arrivò la telefonata di Turi Di Stefano. Sì. Avevo fatto un provino col famoso Castel di Sangro che andò in Serie B. Sì. Avevo fatto questo provino, non mi aspettavo, diciamo, niente di che. Mi arrivò la telefonata e mi disse: preparati che sta arrivando il cartellino, lo firmi e andiamo a Campobasso in ritiro. È stata tutta una cosa improvvisa nel 1997. Quindi è stata una telefonata positiva? Positiva, sì, sì. Positiva. Ti ha aiutato poi dopo questa telefonata a capire molte cose? Sì, diciamo che stavo realizzando quello che sognavo fin da bambino, stavo andando a fare una primavera in una squadra di Serie B. Certo. Anche se poi le cose, diciamo, tra virgolette, non sono andate come speravo, ma più che altro per colpa mia, per una scelta. Poi io dopo 10 giorni me ne sono scappato. Vabbè, sono scelte. Diciamo, l'età, quella che era, fatta qualche anno dopo magari. Avresti fatto qualche cos'altro. Però... Ed invece la telefonata che non avresti mai voluto ricevere, una telefonata che ti ha cambiato la vita, una telefonata che ti ha segnato? Mi ha segnato, direi sì, quella di una morte, diciamo. Il mio cugino, 29 anni, 7 giugno erano le 23, arrivò questa telefonata e questo mi ha segnato moltissimo, sicuramente. Purtroppo succedono. La vita è cose. questa e bisogna accettarla. Ci fa piacere che Davide si sia aperto, perché la trasmissione nasce proprio con questo intento, raccontare le proprie emozioni al di là di quello che è un pallone di calcio, perché poi alla fine è giusto che sia così, perché la vita è un'altra cosa, non è soltanto un pallone. Volto pagina, perché adesso passiamo ai saluti e lo facciamo con la tua canzone preferita. Tutti noi abbiamo una canzone che mettiamo sempre, magari nei momenti positivi o negativi. Qual è la tua, per esempio? Ragazzi di oggi noi, di Luis Miguel. Un po' datata. Sì, credo 1985. Attenzione, perché non è una canzone che diciamo, sembrerebbe attuale per te. Certo, l'età è quella che è, quindi... Ed è una canzone che a suo tempo a Sanremo ebbe un grandissimo successo, di un artista che ancora tuttora è una grandissima star sudamericana, ma perché proprio quella? Allora, diciamo che c'è una storia? Sì, diciamo che ha accompagnato la mia infanzia. Quando ero piccolo ero un piccolo cantante, ma solo per determinati motivi. Mi ricordo andavo in pescheria con mio papà dal macellaio. Sì. Io ero un amante della salsiccia cruda, che la signora mi dava solo se gli cantavo la canzone. Quindi tu ti dovevi mettere avevo 6 a anni, esibirti, mi mettevano sopra il bancone e cantavo questa canzone. E quindi ti è rimasta impressa? E in più l'ho cantata anche in un matrimonio. Addirittura, sì. Quindi insomma ti ha veramente accompagnato per molto tempo. E poi è una canzone che spesso metto anche oggi, nel senso perché, non lo so, ha accompagnato la mia infanzia. Davide, ti ringrazio, è stato un piacere averti ospite qui a te. Football Beside, mi è piaciuto perché hai avuto modo anche di raccontare te stesso, che non è mai facile, certo. Non è mai facile. Grazie tante. Grazie a te, è stato un piacere anche il mio. Allora a questo punto la puntata sta per concludersi, ci ascoltiamo questa bella canzone di Luis Miguel intitolata Noi ragazzi di oggi. Noi ragazzi della Pezzani, noi con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, siamo dotati di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Tu qui puoi crescere, e piano piano apprendere, noi facciamo un gioco sopra le nuvole. Tu qui puoi accendere, la voglia che hai di scrivere, noi lo sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi. Dai, coloriamo la nostra scuola, poi vedrai che ti piacerà. Na na na, siamo noi, ragazzi della Bezzani, noi, i veri amici che tu avrai, e tutti insieme si può cantare.
Pensate un po', questa canzone arrivò seconda in un lontano Sanremo. È la canzone che chiude la puntata odierna di Football B-Side, la canzone preferita di Davide Ardizzone. Per quanto ci riguarda, ci fermiamo qui. Ci vedremo la prossima settimana.